Bentrovati a Buongiorno Sicilia, sono le 8 in punto e anche oggi ci siamo e saremo pronti a raccontarvi gli ultimi fatti accaduti nell'isola nelle ultime ore, ma naturalmente buona parte di questa trasmissione sarà dedicata alla rassegna stampa. Dunque buongiorno da Roberta Lunghi. E buongiorno anche da parte mia, da Emanuela Corsi. E allora iniziamo subito con le ultime che riguardano una cattura, perché è stato arrestato a Catania Maurizio Motta, scusate, che è un esponente del clan mafioso Mazzei. La polizia lo ha catturato, lui era stato condannato oltre a 13 anni per associazione mafiosa dopo un blitz appunto in un appartamento. Per lui è finita la latitanza, ma sentiamo. È durata soltanto 3 mesi. I poliziotti già da tempo sulle sue tracce lo hanno scovato in un nascondiglio a Fiumefreddo di Sicilia. Per Maurizio Motta si sono aperte le porte del carcere dopo la sentenza emessa l'8 gennaio scorso che lo ha condannato a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa e per altri reati. Da quel giorno Motta, 57enne esponente del clan Mazzei, si era reso irreperibile, ma gli agenti della squadra mobile della questura di Catania, grazie al supporto tecnologico dei colleghi in forza alla centrale operativa, sono riusciti a scoprire dove si nascondeva e lo hanno arrestato, notificandogli l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura di Catania. I poliziotti, dopo essere riusciti a individuare l'appartamento dove il latitante si nascondeva a Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile e hanno fatto poi irruzione all'interno della casa. L'uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito, sulle quali sono in corso accertamenti. A termine dell'operazione Motta è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere. È al vaglio della procura di Catania la posizione del proprietario dell'immobile dove il condannato è stato trovato e catturato. E questa è una notizia proprio delle ultime ore. Ieri invece, quindi facciamo un passo indietro, il dolore, la rabbia ai funerali di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa dall'ex compagno. Silenzio, lacrime e commozione nel Duomo di Messina. L'ultimo saluto a Daniela Zinnanti, la cinquantenne uccisa lunedì scorso a coltellate dal suo ex compagno. La cattedrale è gremita di gente, un dolore composto, quello dei familiari, in prima fila il figlio Gaetano e la figlia Roberta, ma poi tanti amici, parenti, tanti cittadini che si sono uniti tutti insieme in un momento di tragedia che ha coinvolto e ha scosso tutta la città di Messina. Un raccoglimento composto tra preghiere e silenzi, ma anche un momento di riflessione. Durante l'omelia l'arcivescovo Giovanni Accolla ha invitato a non dimenticare, a non lasciare che questa tragedia scivoli nel silenzio. Perché il tuo sacrificio sta diventando per tutti noi una opportunità, un richiamo, una catechesi, una testimonianza di evangelizzazione, quasi a dire che senza che tu te ne sei accorta, oggi sei per noi una icona di una relazione nuova con Dio e di relazioni nuove tra di noi. La tua morte non inutile, ma capace di fecondare la vita di una comunità, quella nella quale hai vissuto, di una famiglia alla quale hai donato la tua vita. Il dolore, ha detto l'arcivescovo, si trasformi in un appello a fermare la violenza, a proteggere le donne, perché la storia di Daniela non resti solo cronaca, ma diventi un impegno per tutti. Un dato è certo, la collettività resta sempre particolarmente colpita, la partecipazione al funerale e poi un seguito a Messina. Emanuela. Sì, vediamo a pagina 7 di Repubblica, leggiamo: Messina saluta Daniela, l'accusa della figlia, istituzioni immobili, in centinaia per i funerali della donna uccisa dall'ex. E poi c'è il ricordo di un testimone che dice: nel 2008 salvai una ragazza da Bonfiglio, eccolo qui, Santino Bonfiglio di 67 anni, l'omicida di Daniela Zinnanti, che aveva 50 anni, tra l'altro
L'assassino aveva già dei precedenti, era già stato arrestato per altri atti violenti nei confronti di una donna. Ricordiamo, la polemica era in attesa di un braccialetto elettronico e quindi è rimasto, nonostante la pericolosità sociale di quest'uomo, appunto a piede libero, e nulla gli ha impedito appunto di uccidere questa volta la malcapitata Daniela Zinnanti. Ci sono anche le parole di alcune amiche che erano presenti al funerale e hanno detto che quell'uomo doveva stare in carcere, altro che braccialetto elettronico. E ancora parliamo di una persona che in passato aveva già aggredito un'altra donna, quindi la polemica è legata essenzialmente a questo. Andiamo a vedere anche sulla Sicilia di oggi le parole invece della figlia, i funerali di Daniela, la figlia: ti farò giustizia, mai più questo orrore. Il Duomo gremito per l'ultimo saluto alla donna uccisa, l'arcivescovo, la città sconvolta. E poi ieri sera in centinaia ad una fiaccolata. La nipote ha detto non sono bastate le denunce a muovere le istituzioni. Il pastore evangelista: il femminicidio nasce dalla cultura del possesso. Ma ci sono anche le parole dell'arcivescovo Monsignor Giovanni Arcolla, che ha appunto celebrato il funerale. Sconvolgente pensare che non è ancora passato un anno dalla morte di Sara Campanella, quindi l'arcivescovo ha voluto ricordare un altro femminicidio che ha scosso la città di Messina, avvenuto sempre a marzo dello scorso anno, però dove a morire è stata questa giovane studentessa universitaria. E già la nostra città, ha detto appunto l'arcivescovo, deve fare il conto con una tragedia anch'essa sconvolgente. Ti faccio vedere anche l'ultima pagina, è la prima pagina della Gazzetta del Sud a proposito di fiaccolata, e il titolo: Messina, una fiaccolata per Daniela. Ieri sera a Piazza Duomo circa 200 persone si sono ritrovate per un momento di riflessione e ricordo della Zinnanti, vittima di femminicidio. Nel pomeriggio grande partecipazione ai funerali in cattedrale celebrati da Monsignor Accolla. Daniela, sono io, questi alcune frasi negli striscioni appunto che sono stati esibiti durante questa fiaccolata per dire no ancora una volta alla violenza sulle donne. Grazie Emanuela, e allora cambiamo pagina, l'inchiesta mafia e sanità, perché spuntano altre intercettazioni tra l'ex manager della sanità, appunto Iacolino, e il boss Vetro. Sentiamo. Emergono nuovi particolari dalle carte dell'inchiesta Mafia e Sanità condotta dalla Procura di Palermo, in cui sono coinvolti Salvatore Iacolino, ex dirigente regionale e per pochi giorni alla guida del Policlinico di Messina, l'imprenditore Carmelo Vetro, titolare della clinica di riabilitazione Arcobaleno, e il dirigente regionale Giancarlo Teresi, questi due già in carcere per presunti pagamenti illeciti negli uffici dell'assessorato alle infrastrutture. Gli investigatori stanno analizzando telefoni, computer e pendrive sequestrati agli indagati. L'inchiesta ha ricostruito mesi di contatti tra Iacolino e Vetro, imprenditore legato alla mafia di Favara, e ha evidenziato come il manager della sanità regionale avesse sollecitato i vertici dell'ASP messinese per favorire l'autorizzazione della struttura sanitaria Arcobaleno. E le intercettazioni inchioderebbero proprio Iacolino. Non mi scrivere al telefono, avrebbe detto a fine gennaio, dopo 6 mesi di messaggi e incontri con Vetro, persino all'assessorato alla sanità, come scrive il quotidiano La Repubblica. Mancavano pochi giorni alla sua nomina al Policlinico di Messina. Vetro temeva un mancato accreditamento per la pratica dell'arcobaleno, poi arrivato, Iacolino lo rassicurava. Le intercettazioni hanno svelato le pressioni di Iacolino sui dirigenti dell'ASP per sbloccare quella pratica. Per questo mercoledì i vertici dell'ASP di Messina, il direttore generale Cucci e quello amministrativo Gnotta saranno ascoltati dai magistrati palermitani come persone informate sui fatti. Mentre giovedì i legali di Iacolino presenteranno ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere il dissequestro dei 90.000 euro in contanti trovati nella sua cassaforte. Emanuela, insomma, si aggiungono particolari di giorno in giorno su questa vicenda. Sì, ma si scava anche su alcuni politici, insomma è una grossa inchiesta, sì. Ci sono tantissime pagine appunto da cercare di analizzare, nelle quali sono contenute anche tante intercettazioni. Oggi su Repubblica si torna a parlare di Tamaio, dell'assessore regionale, e soprattutto
di una persona vicina a lui, cioè il consigliere Giuseppe Lentini, che scrisse quando Tamayo ebbe questo exploit alle europee con 120.000 preferenze. Ecco, leggiamo: il giorno dell'exploit di Edi Tamayo, il 10 giugno 2024, il consigliere di Favara Giuseppe Lentini pubblicò un appassionato post su Facebook che è ancora online. Tamayo è stato eletto al Parlamento europeo con oltre 120.000 preferenze, è stato il candidato più votato in Sicilia e anche a Favara con 1.127 voti. Ricordiamo Favara che in questo momento è nel mirino degli inquirenti proprio per la presenza in questa inchiesta di un boss legato proprio a questo comune siciliano. Grazie di cuore a chi ha scelto di contribuire a questo importante risultato. Accanto al post una bella fotografia di Tamayo che abbraccia Lentini. Cosa c'è di strano, scrive Repubblica. Lentini è un attivissimo consigliere comunale d'opposizione che si è molto impegnato appunto nella campagna elettorale di Tamayo, ma sarebbe anche risultato in contatto con Domenico Blando, l'uomo che 29 anni fa venne arrestato assieme a Giovanni Brusca nel covo di Cannatello. Ha scritto nel 2025 il battagliero settimanale agrigentino Grandangolo, citando un'inchiesta dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha svelato un traffico di droga all'ombra delle famiglie di Agrigento, Villaseta e Porto Empedocle. Quindi insomma si parla oggi di questo Lentini, consigliere comunale d'opposizione, appunto, che avrebbe avuto questi rapporti con Blando, arrestato appunto 29 anni fa, ma che allo stesso tempo è vicino ad Edi Tamayo, finito marginalmente in questa inchiesta. Allora Emanuele, adesso andiamo alle spaccate, ne stiamo raccontando tante in tutta la Sicilia, lo abbiamo fatto ieri, lo facciamo anche oggi alla luce di un fatto occorso ieri tardo pomeriggio, insomma quasi sera, sì, per quello che ho capito. 2 rapinatori che indossavano maschere di carnevale sono infatti entrati in azione al centro commerciale Ciclope di Acireale, hanno fatto esplodere 3 fumogeni e poi hanno spaccato utilizzando una mazza e hanno spaccato la vetrina di una gioielleria. Insomma, tutto questo quasi in un clima surreale con la presenza delle persone. Sì, una scena da film. Infatti anche la Sicilia oggi scrive rapina da film nella gioielleria del Ciclope ad Acireale, ma non è stato l'unico caso, l'unico episodio in questo caso si trattava di una rapina, ma c'è stata anche un furto, un tentato furto alla posta di Catania, che vediamo se troviamo appunto da qualche parte. Ecco qua, fanno esplodere il postamat ma non trovano i soldi in via Dottor Consoli, malfattori in azione nella notte, danni e paura. Come dicevi tu, sono tanti, sì, i casi non solo nella provincia di Catania ma un po' in tutta la Sicilia che abbiamo raccontato in questi ultimi giorni. E allora, prima di procedere con la rassegna stampa e le altre notizie, andiamo al calcio, perché c'era tanta attesa ieri per il Palermo. Invece quella partita che si sperava appunto per i rosanero potesse essere un'altra chiave di volta si è conclusa con un 2-2. Il Palermo infatti ha pareggiato al Barbera contro la Juve Stabia. Vediamo il servizio. Cortocircuito, il Palermo al Barbera non riesce a mettere dentro la 10ª vittoria consecutiva in casa. Contro la Juve Stabia finisce 2-2 e i rosanero sciupano la grande occasione di accorciare verso il Monza, che ieri ha pareggiato a Reggio Emilia. Nel turno infrasettimanale il Palermo quindi arresta ulteriormente la sua corsa dopo la debacle di Monza. Una vittoria avrebbe riacceso la speranza di promozione diretta e invece adesso la formazione di Inzaghi rischia di vedere scappare anche il Frosinone, che se dovesse battere oggi il Bari andrebbe a +4 sui siciliani. Una partita rocambolesca quella di ieri sera. Il Palermo è apparso flaccido e con poche idee, senza quel carattere che Inzaghi ha tanto elogiato in queste ultime settimane. Andiamo alla cronaca. Al 9° Okoro viene atterrato in aria da Ioronen in uscita e il direttore di gara segna calcio di rigore dal dischetto. Leone fa 0-1. Il Palermo senza Ranocchi arranca, gioca a rallenti. I campani invece vanno di ripartenza. Al 40° rosanero però vicini al pareggio. Il colpo di testa di Segre quasi dal limite dell'area si infrange
spinge sull'incrocio dei pali. Inzaghi nella ripresa mette dentro l'Eduaron, la squadra inizia a girare meglio al 60° fallo di Confente su Bani, l'arbitro viene richiamato al VAR e assegna calcio di rigore che Poyampalo trasforma con freddezza 1-1. L'inerzia cambia, dopo pochi minuti Ceccaroni colpisce la traversa ma trova pronto Bani che con un tap-in vincente di petto fa 2-1. Cambia tutto, ma non è finita. Il Palermo appare fragile in difesa e così Mosti, lasciato tutto solo, la mette al volo sul secondo palo per il 2-2 definitivo. Doccia gelata per il popolo del Barbera nel finale. L'assalto rosanero non porta a nulla, un pari amaro per la banda di Inzaghi. Allora, al pari amaro adesso invece sui giornali e poi naturalmente il proseguo della rassegna stampa con te Emanuela. Sì, ripartiamo da qui, da pagina 11 di Repubblica Palermo, vediamo il Palermo non si riscatta, con la Juve Stabia arriva solo un pareggio sotto di una rete, i rosa la ribaltano con un bel avvio di secondo tempo ma poi si fanno recuperare sul 2-2 nel finale. Blin spaesato, vediamo ancora nelle pagelle, poi Ampalo gol senza gioia. Vediamo anche la Sicilia, il Palermo la ribalta col cuore e carattere ma poi arriva la beffa, poi Ampalo e Bani rimontano il vantaggio di Leone ma la Juve Stabia non si arrende trovando il gol del pari con Mosti, appunto partita che finisce 2-2 in casa al Barbera. E poi ci sono le parole di Pippo Inzaghi, nel primo tempo non eravamo noi, il tecnico sottolinea la bella reazione mostrata dalla squadra, ripartiamo dalla prova della ripresa. Ma andiamo a vedere anche la Serie C perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il Catania. Lunedì sera è atterrato il nuovo allenatore William Viali che oggi verrà ufficialmente presentato. Ieri c'è stata la firma con la società. Il Catania ricomincia con la grinta di Viali per inseguire la Serie B. Il primo impatto del sostituto di Toscano tra cambi tattici, aggressione degli spazi e il rapporto con il gruppo. E poi restiamo sulla Sicilia, vediamo la prima pagina, vediamo le notizie siciliane. Intanto appunto la fotonotizia dedicata al femminicidio di Daniela nel nome della madre, la figlia della vittima del femminicidio. Ti farò giustizia, mai più questo orrore, commozione e rabbia appunto ai funerali di Daniela. Si parla anche di politica siciliana, terzo mandato, i sindaci ribelli, noi candidati pure senza legge. La Sicilia non si è adeguata alla norma nazionale che supera il tetto di 2 mandati per i piccoli comuni e scatta la rivolta dei primi cittadini in scadenza che appunto per protesta dicono noi ci ricandidiamo lo stesso. E poi turismo in Sicilia, l'isola scelta da più stranieri e meno italiani, questo secondo gli ultimi dati. Si parla anche di maltempo, tragedia sfiorata nel paese del Padrino, stiamo parlando del comune di Savoca, c'è stato un crollo, tanta paura ma nessun ferito. E poi l'allerta meteo che viene decisa in chat dai sindaci, scuole aperte, una sindaca viene insultata. Andiamo a vedere all'interno questa notizia. Allerta meteo, le decisioni i sindaci le prendono in chat. Se è arancione chiudiamo. Amenta, presidente dell'ANCI, illustra la prassi che porta a limitare l'accesso nei luoghi pubblici. E poi ci sono le parole del capo del Dipartimento regionale di protezione civile, serve studiare, stiamo parlando di Cocina, possono esserci rischi anche solo con il giallo, quindi sempre bisogna prestare massima attenzione. Non c'è solo l'allerta rossa che è pericolosa, ma anche una gialla potrebbe esserlo in alcune località. E poi il caso di Modica, scuole aperte e partono gli insulti sui social nei confronti della sindaca vittima, la sindaca Monisteri. Finora ho fatto la mamma, ora querelo tutti, promette. Vediamo la prima pagina di Catania, il blitz, fiumi di marijuana verso la città, polizia e carabinieri arrestano 2 persone, sequestrano oltre 10 kg di stupefacenti. Vediamo anche la prima pagina di Palermo della Sicilia. A proposito di turismo, i dati sono
positivi, li abbiamo visti in prima pagina, e anche qui su Palermo viene ripresa questa notizia: numeri record di turisti in città ed è boom di stranieri, 2 su 3. Crescono le presenze di visitatori americani, polacchi e spagnoli. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Palermo, in primo piano c'è il referendum, domenica e lunedì si andrà a votare per il sì o il no alla riforma della giustizia. Referendum lite nel centrodestra, l'ira di Fratelli d'Italia contro la galla, troppo prudente sul sì. È spunta un documento dei sindaci civici, fascicoli accatastati, organici carenti, viaggio nei mali dei tribunali che la riforma non cura. E poi anche qui vediamo la rivolta dei sindaci dei piccoli comuni contro il tetto dei mandati: ci candidiamo lo stesso. Si parla anche della tragedia di Montagna Reale. Ricorderai, Roberta, 3 corpi sono stati trovati di 3 cacciatori. C'è un quarto uomo che è stato fermato, che è indagato, però è in realtà una strage senza colpevoli, scrive oggi Repubblica. Palermo, 50 giorni senza un colpevole ma con un indagato per omicidio su cui gli inquirenti stanno cercando riscontri e non è ancora stato raggiunto da una misura cautelare. 2 famiglie reclamano verità per il triplice omicidio di Montagna Reale su Inebro in provincia di Messina, eppure così è accaduto la mattina del 28 gennaio nel bosco di Contrada Caristia, è ormai quasi del tutto chiaro. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. Abbiamo già visto la notizia della fiaccolata dedicata a Daniela dopo i funerali della donna vittima di femminicidio, ma vediamo nel taglio basso cosa è accaduto ieri. Sulla A20 un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 80 mezzi. Incidenti tra Villafranca e Milazzo, caos per 8 ore sull'autostrada Trappola. Coinvolti, dicevamo, 80 mezzi, A20 chiusa dalle 8:30 e riaperta nel pomeriggio. E ancora vediamo il Giornale di Sicilia, ultima prima pagina, vediamo la fotonotizia dedicata al Palermo che frena pure in casa, ma anche qui si parla di turismo: più turisti dall'estero e meno dall'Italia. I dati in uno studio, il settore resta un pilastro dell'economia siciliana. Ultima notizia, a Mondello si pagherà un canone doppio, la regione incasserà anche sui bar, fari accesi sui lidi in subappalto. Allora, Emanuela, adesso invece noi accendiamo le nostre telecamere su alcune strade della città di Catania. Andiamo subito a vedere la situazione del traffico nei pressi dell'ex Tondo Gioeni. Come sempre a quest'ora l'immagine si ripete, con un traffico piuttosto intenso nello snodo appunto dell'ex Tondo Gioeni. E adesso ci spostiamo, andiamo a vedere, eccoci qua. Ecco, questa è, come dire, una immagine invece un po' meno rassicurante nelle ultime giornate su via Vincenzo Giuffrida. Peraltro vedo una condizione meteo non indifferente, non si vede quasi nulla, però certamente intuiamo un traffico intenso in entrata e uscita dalla città. E questo è lo specchio ovviamente sulla circonvallazione, sulla via Leodorico da Pordenone in direzione Mister Bianco. Come sempre a quest'ora il traffico è impossibile, si procede quasi a passo d'uomo, non che la cosa sia particolarmente diversa nella parte opposta. Questa intuiamo che possa essere l'Etna. Un'immagine nitida. Un'immagine nitida, potremmo dire qualsiasi cosa. Vediamo di spostarci adesso su Taormina, dove naturalmente insomma vediamo una situazione più chiara, ma certamente non intuiamo nemmeno l'esistenza del vulcano dietro le nuvole. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco sempre con Emanuela Corsi per il proseguo della rassegna stampa.
siamo ancora in studio. Buongiorno Sicilia, subito a Emanuela Corsi per il proseguo della rassegna stampa, immagino con i fatti anche internazionali purtroppo. Sì, naturalmente c'è sempre la guerra in Medio Oriente in primo piano, poi tra l'altro vedremo anche dalle ultime agenzie che ci sono anche delle novità. Naturalmente questi sono i titoli dei giornali che sono stati chiusi questa notte. E intanto vediamo il Corriere della Sera, colpo al regime, ucciso Larijani. Trump al Corriere dice: stravinciamo, non ci vorrà molto. Meloni, rafforzare l'autonomia dell'Unione Europea. Israele elimina l'uomo forte dell'Iran e il comandante delle forze paramilitari. Intanto si dimette il capo dell'antiterrorismo statunitense. Queste le principali notizie appunto nel sommario. E poi vediamo in primo piano chi era Larijani, il laico fedele agli Ayatollah, era lui la guida. E ancora il caso Hormuz, lo stretto di Hormuz, colpito anche l'export di elio, e poi l'America mette a rischio l'egemonia. Questa è l'intervista a Zaccaria. Vediamo anche le altre notizie. Nordio, spero voti più del 50%, questo per quanto riguarda il dibattito che è caldissimo ormai alla vigilia del referendum sulla giustizia. A Campo Largo in piazza per il no. Intanto la Premier va da Fedez, ospite del suo podcast, parla appunto delle ragioni del sì, duello sulla par condicio. Le opposizioni attaccano la Premier appunto che è stata presente in tantissime circostanze proprio per parlare di questo referendum. E poi vediamo verso le urne, non si scelga in odio agli altri. E poi il leader di Magistratura Indipendente che dice così: la riforma è inutile e serve più condivisione. C'è anche una notizia sulla vicenda della casa nel bosco di questa famiglia, mamma e figli. Stop alle telefonate perché le videochiamate sarebbero nocive per i bambini. I bimbi si agitano, la comunità quindi che li ospita chiede lo stop delle videochiamate della madre ai 3 figli del bosco. Andiamo a vedere Repubblica, colpo al regime di Teheran, i raid israeliani uccidono il segretario del Consiglio Supremo Ali Larijani e il comandante della milizia religiosa Soleimani. Trump contro la NATO, ma la guerra spacca l'America, e si dimette appunto il capo dell'antiterrorismo che dice: l'Iran non era una minaccia. Sono delle parole che fanno tanto riflettere. E poi vediamo ancora altre notizie. Missile pakistano intanto che finisce sull'ospedale, strage a Kabul. I governi di Pakistan e Afghanistan dicono di mirare solo a installazioni militari, ma lunedì sera a Kabul centinaia di pazienti di un centro medico sono stati feriti e uccisi. Fratelli d'Italia, la frase shock sul referendum. PM come il cancro. L'insulto arriva dal senatore Zaffini che scatena le opposizioni e dicono indecente. Il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro, fa l'ultimo attacco ai magistrati a un convegno per il sì a Terni. Spiega: la capo di gabinetto del ministro Nordio ha detto che è come finire davanti a un plotone di esecuzione. Io dico che è peggio, è come se ti diagnosticano un cancro. Parole fortissime che hanno fatto insorgere tutti quanti. Linguaggio che offende le toghe, ma anche chi è malato. E poi vediamo nel taglio basso, Vaticano, da rifare il processo alla cardinale Becciu, condanne annullate. Ancora notte da incubo per il calciatore della Roma che è stato sequestrato e rapinato nella sua casa. Stiamo parlando di Eil Ainaoui. È stato sequestrato assieme alla moglie, alla madre e agli altri familiari da dei rapinatori. La Stampa, Trump, NATO, rottura. Sono degli stupidi le parole del presidente degli Stati Uniti all'alleanza. Bombardata intanto l'ambasciata statunitense di Baghdad, la rabbia del presidente dopo il no degli alleati. Ucciso Larijani, uomo forte dell'Iran, Crosetto a Hormuz solo con l'ONU.
E poi vediamo questa foto, cambiamo decisamente argomento, perché queste due donne famosissime, stiamo parlando di Jane Fonda e Barbra Streisand, litigano per Robert Redford, l'attore scomparso lo scorso anno. Divise da Redford, questo è il titolo. Streisand ricorda la star agli Oscar, durante la notte degli Oscar, e Jane Fonda dice: io ho fatto con lui 4 film, ma lei solo uno. Insomma, c'è una rivalità postuma tra le due che hanno appunto recitato accanto al divo di Hollywood. Avvenire, vediamo le teste dell'Idra, Israele decapita ancora i vertici di Teheran, uccisi gli uomini forti Ali Larijani e Soleimani. L'Italia valuta una missione multilaterale ONU nello stretto di Hormuz. Restiamo in Libano. Netanyahu chiama gli iraniani alla rivolta, mentre Trump sposta altri marine e navi verso il Golfo. E poi si parla anche di migranti, di questa storia di questo ingegnere salvato da Emergency e quel sogno in Italia. Ennesima tragedia in mare, almeno 17 migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia. Lo hanno raccontato i naufraghi che sono stati soccorsi dalla cosiddetta Guardia Costiera libica, che li ha riportati a terra nei centri detentivi, ma ci sarebbero oltre 200 persone in pericolo. Intanto la nave ONG di Emergency è arrivata a Civitavecchia con 123 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Tra loro c'è anche Hassan, di 26 anni, sudanese, che ha lasciato gli studi in ingegneria ambientale all'Università di Al-Fashir per scappare dalla guerra nel Darfur settentrionale. Sogna di poter proseguire gli studi e fare un master. Oggi viene raccontata appunto questa storia di questo ingegnere che è scappato dalla guerra e che è approdato nel nostro territorio. Processo Becciu in appello, si dovrà ripartire da zero. Revisione parziale, un nuovo deposito degli atti e il dibattimento. La Corte d'Appello Vaticana ha decretato la nullità relativa della sentenza di primo grado per la gestione dei fondi della Santa Sede, in cui è imputato anche il porporato assieme ad altre 9 persone, e ha ordinato la rinnovazione del dibattimento, il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del processo istruttorio. Però il processo non ripartirà da capo. La Corte infatti precisa che non dichiara la nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado, del dibattimento come della sentenza. Vediamo ancora il resto del Carlino. Iran, decapitato il regime, ucciso il capo della sicurezza, ma dicevamo che ci sono delle novità sostanziali, le andiamo a vedere oggi su ANSA.it, perché dopo queste uccisioni l'Iran minaccia vendetta appunto per la morte di Larijani. Raid israeliani su Beirut, 6 morti e diversi feriti. Le parole di Teheran sono queste. Teheran avverte: le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo. Gli Stati Uniti, colpiti siti iraniani lungo la costa vicino allo stretto di Hormuz. Questa è una delle novità appunto delle ultime ore, la reazione di Teheran che annuncia appunto conseguenze per tutti quanti dopo questa morte eccellente appunto di Larijani. Restiamo sempre sulla pagina del Resto del Carlino, vediamo le altre notizie. In basso, nuovi guai per il trapper Baby Gang che torna in cella, botte alla fidanzata, è stato arrestato. Il Giornale, vediamo, si vota già. Allarme, brogli all'estero, così la CGIL spinge il no, aperte le urne per gli italiani oltre confine, duplicati e truffe, boom di segnalazioni. E poi, io laureato in legge, sul referendum seguo le elezioni di Falcone e Di Pietro. Chi è che parla? Andrea Bocelli. Ancora, Giorgia va da Fedez.
e urlano al regime, ma Elly aveva rifiutato. Giorgia Meloni, che appunto sarà ospite del podcast del cantante, e Giorgia Meloni che è stata attaccata per essere sovraesposta, diciamo, per quanto riguarda questa campagna referendaria, soprattutto per quanto riguarda la par condicio. Allora andiamo a vedere Libero. I Melonez, sinistra a bocca aperta, al contrario di Elly e Giuseppi, Giorgia accetta l'invito e va a parlare di giustizia con Fedez, spiazzando tutti. E vediamo qui la foto che è stata scattata appunto di Giorgia Meloni con Fedez e Mister Marra alla registrazione del podcast del cantante. Ancora, andiamo a vedere il Tempo, anche qui vediamo gli imam del no, le ragioni del sì, e vediamo la stessa fotografia. Ancora il Sole 24 Ore, vediamo diesel record, bonus da 100 euro, l'aiuto ai redditi più bassi, autotrasporto per 3 mesi, credito d'imposta del 28%, effetto guerra, gasolio al top dal 2022, siamo a un più 19,5%, IVA solo 130 milioni in più al mese. C'è un settore che sta andando benissimo, lo vediamo sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, ed è il mercato discografico. Nel 2025 i ricavi musicali battono quelli del cinema, e c'è un cantante da record che ha pure vinto Sanremo, non di quest'anno ma dello scorso anno. Stiamo parlando di Olly, che domina anche le classifiche. Bene. E allora chiudiamo per il momento la pagina dedicata alla rassegna stampa, ma ritroveremo Emanuela tra non molto. Ci fermiamo per una pausa e poi rientreremo con il primo dei nostri ospiti. Adesso iniziamo un'altra pagina di Buongiorno Sicilia con tanti argomenti, tanti ospiti. Oggi saluto subito Marina Turco, presidente provinciale di Fenimprese. Ben trovata, dottoressa Turco, qui molto entusiasta. Perché? Perché mi ha detto fuori diretta: sono molto orgogliosa, ci tenevo tanto a portare questo evento a Catania e ci siamo riusciti. Parliamo di start-up innovative e imprese 5.0. Siamo già al 5.0? Sì, diciamo che oggi stiamo cercando di essere, e anche il governo attuale, vicino alle imprese, sia che nascono e quelle che già sono in essere. Quindi è importante stare vicino non solo all'imprenditore, ma aiutare gli aspiranti imprenditori, portando anche una cultura imprenditoriale nelle scuole, quello che stiamo facendo attualmente. La Fiera del Lavoro proprio per questo, rilanciarlo, no? Nel diciamo azzerare completamente a lungo termine la distanza tra mondo scolastico, universitario e lavoro e imprenditore. E quindi questa iniziativa, che si svolgerà a Catania martedì 24 marzo, è anche rivolta ai neofiti, no? A chi magari si avvicina solo per la prima volta al mondo dell'impresa, con la curiosità. Sì, assolutamente, anche per poter qualcuno riallinearsi nel mondo del lavoro post reddito di cittadinanza, quindi in passato, che diciamo ha escluso qualcuno dal mercato del lavoro, i quarantenni, cinquantenni, donne e uomini che siano, ci mancherebbe, non si fa distinzione. I giovani, come ha detto giustamente lei, che si approcciano a un percorso di avviamento a aprire un'impresa in Sicilia, non quanti giovani se ne vanno attualmente, e non farli andare, anche perché è bello fare impresa sul nostro territorio, quindi promuovere questo. Mi fa uno scatto una fotografia, ecco qua stiamo vedendo Entra dove nascono le imprese, ed è molto bello perché come slogan è certamente molto interessante. Mi fa una fotografia, uno scatto, no, della città di Catania da questo punto di vista. Cioè, molto spesso c'è l'idea, oh no, vabbè, ma fare imprese al sud, a Catania, tanti punti di domanda. Dobbiamo cercare anche di essere un po' positivi, no? Sì, assolutamente. Diciamo quello che negli anni questo progetto è partito, tanti anni fa, di 5 anni fa, adesso è anche un po' al femminile, io dico, per quanto riguarda l'assessorato alla cultura di Catania. Sì.
si chiamava quando non c'era l'alternanza scuola-lavoro, e come ha detto giustamente lei, è un po' superare i pregiudizi e gli stereotipi per il nostro territorio. Infatti questo evento del 24 vuole anche sollecitare e promuovere le aziende anche non del nostro territorio a investire sul nostro territorio, perché fare impresa non è soltanto avviare e seguire, come abbiamo detto poco fa, ma è coinvolgere le aziende nazionali e internazionali a poter investire, perché si può investire e si deve investire sul nostro territorio. La fotografia su Catania, io ho avuto il piacere diciamo di coprogettare, perché si è candidata Catania come capitale della cultura e abbiamo coprogettato con la Finestra, che è il nostro sindaco Trantino ha aperto come consulenza, e noi abbiamo partecipato, così come Fenimprese e associazioni di categoria, ed è stato bello, formativo, proprio perché tutte le parti di Catania, a mio avviso. Io parlo delle ciminiere, ex zona industriale Fiore all'Occhiello negli anni 70, ero io ragazzina e me lo ricordo. Tutte le altre aree, anche quelle un po' più periferiche, quelle centrali, possono, secondo me, come è strutturata oggi la città di Catania, poter sicuramente dare è la posizione strategica del porto che abbiamo noi. Quindi questa è la mia fotografia per il futuro, di poter utilizzare tutte le zone, di poterle riqualificare e rivalutare, cosa che già in parte si sta facendo. Ma, dottoressa Turco, per che settori di impresa esattamente? Allora, la federazione comprende ormai sei comparti. Abbiamo turismo, abbiamo artigianato, commercio, sanità, sport, turismo, e Fenimprese comunque questo progetto che ha vita 15 anni fa vuole portare più numeri anche per contare, no? sia per quanto riguarda le proposte degli imprenditori e avere voce in capitolo anche al Parlamento a Roma. Quindi essere associato poi Fenimprese comporta anche il fatto di fare numero, nel senso qualitativamente parlando, di portare valore al proprio territorio. L'ho voluto fortemente anche come realtà, perché così in modo, ecco perché la fotografia che vedo io della mia città dove sono nata è questa, cioè negli anni poter non i giovani essere una necessità ad andarsene, ma posso andarmene per formarmi, come ho fatto io da ragazza, migliorare. Non ho mai escluso Catania e orgogliosamente sono rimasta io a Catania, nel mio territorio, e così è un desiderio che... diciamo che la sua gioia, il suo ottimismo non credo che sia buttato lì a caso, è fonte ed è frutto chiaramente di competenza, di avere le mani in pasta in quella che è la situazione appunto dell'impresa catanese, laddove ci si scoraggia, come dicevamo all'inizio, per la possibilità di riuscita, per diciamo gli investimenti chiaramente da poter fare, e parlo dei giovani in particolare. Certo, assolutamente. No? Quindi diciamo che accostarsi anche a dei workshop, a degli appuntamenti di confronto potrebbe essere illuminante, no? Sì, noi l'abbiamo calendarizzato ogni anno. Quindi Le Village ho scelto questo luogo perché da un anno l'unico hub del Sud Italia che è nato a Catania, quindi non poteva essere lo scenario migliore, visto che nell'ultimo anno sono nate 40 start-up alle Village, quindi di proseguire e di utilizzare e conoscere soprattutto gli strumenti come Resto al Sud, proprio si chiama Resto al Sud per una nobile causa, di far rimanere questi giovani al Sud, no? Con un incentivo, e noi seguirli per chi naturalmente è interessato a fare impresa, vuole fare impresa. Oggi parliamo un po' in tutti i settori dell'intelligenza artificiale. La cosa importante è la corretta applicazione, no? dell'intelligenza artificiale anche nel mondo dell'impresa. Lei come vede intanto questa situazione? Un abuso, un utilizzo non proficuo? Come lo inquadriamo? Allora, sempre ottimo tecnologia e progresso, io non sono stata mai contro, ma pro. È la modalità come la quale diciamo, gli strumenti noi esseri umani li utilizziamo. Parliamo di etica,
Sicuramente l'intelligenza artificiale già l'abbiamo visto nel mondo sanitario, nelle nostre sale operatorie, c'è sempre esistita, come in alcune filiere lavorative i processi vengono velocizzati, però non a sostituire l'uomo. Questa paura io non la vedo, perché è un sostegno laddove naturalmente l'uomo magari ha la possibilità di velocizzare il processo lavorativo della propria azienda o della propria fabbrica o di qualcos'altro. Quindi in modo etico, io lo vedo che utilizzando l'intelligenza artificiale può essere solamente un aiuto, sempre su questo piano, sull'etica, quindi dare valore a tutto quello che utilizziamo, e così anche sarà, penso, e mi auspico per l'era, che questa è l'era dell'intelligenza artificiale. Assolutamente. Senta, quando ci si avvicina a una cosa come quella di cui stiamo parlando, a questo appuntamento del 24, ci si avvicina con la curiosità o con la consapevolezza, ma certamente magari trovando in quel luogo qualcuno che dica io ce l'ho fatta, potrebbe essere un esempio importante. Assolutamente. Ci sono tanti che ce l'hanno fatta. Noi abbiamo voluto anche delle testimonianze, testimonianze positive, di poter dare come esempi a giovani imprenditori siciliani, nazionali, anche internazionali, che saranno presenti, alle scolaresche proprio da formazione e lavoro che saranno presenti. Noi abbiamo fatto questo concorso interscolastico proprio per coinvolgere i giovani catanesi delle scuole superiori e università, per premiare un'idea anche imprenditoriale innovativa, proprio nel luogo adatto. Allora, la mia regia mi suggeriva una foto che vi facciamo subito vedere, che riguarda un altro appuntamento, quello del 17 di aprile, eccolo qua. Vi aspettiamo per un appuntamento molto importante, World Connect, un mare di opportunità. Siamo connessi. C'è sempre il suo zampino, dottoressa. C'è sempre lei qui. Che cos'è? Diciamo che è rilanciare una Job Sud assente da tanti anni, alle ciminiere da 25 anni, essendo nel 2026 ci lavoriamo da 2 anni, tutto, io non mi faccio portavoce di uno staff meraviglioso come anche le Village che ci ha ospitato, ci ha creduto anche in questo progetto, come appunto tutte le istituzioni, un mare di opportunità, perché abbiamo cercato di coinvolgere quante più aziende possibili proprio per dare opportunità sul serio. Nel senso, valutare i giovani, sono i giovani che sono protagonisti. Io mi siedo, faccio un colloquio, inserimento diretto, se mi va, se non mi va, intanto provo, non devo uscire soldi, non devo... quindi sono affidata in buone mani, sarò affidata in buone mani, perché le aziende ad addestramento gratuito mi faranno crescere, se io ho voglia e scelgo. Ci si sceglie a vicenda, quindi secondo me questo. Ci si sceglie a vicenda, che poi il capitale umano di questa terra debba essere valorizzato, non c'è assolutamente dubbio. Allora, siamo alla fine, dottoressa, grazie, facciamo un recap sull'appuntamento Startup Innovative Imprese 5.0, promosso da Fenimprese Catania negli spazi di Le Village, di Crédit Agricole, Sicilia, in via Orsino 58. Va bene, allora in bocca al lupo, magari ci racconterà come è andata in un altro appuntamento, pronti a raccontare il positivo della nostra terra. Grazie ancora, noi andiamo, se non sbaglio, a vedere il tempo, e siamo molto interessati alla cosa, e torniamo. Bentrovati, questo nuovo appuntamento con Trabi Meteo per la giornata di mercoledì. Assisteremo ad un ingresso di correnti più fredde da est, responsabili di un calo delle temperature e di locale instabilità atmosferica, soprattutto sui settori più esposti, nonché le regioni adriatiche. Anche la Sicilia risentirà di locali precipitazioni, insisteranno soprattutto nell'area attorno allo stretto. Sul resto dell'isola non mancheranno locali spazi assolati, il tutto con ventilazione moderata a tratti tesa da nord a nord-ovest. Le temperature saranno contenute nelle diverse province, prossime ai 13-15 gradi. Ora uno sguardo alla giornata di giovedì. Avremo ancora a che fare con una certa variabilità. Ebbene, sarà il versante tirrenico ad essere maggiormente esposto ad addensamenti con locali precipitazioni associate. Altrove non mancheranno spazi assolati, soffierà ancora un po' di vento, per lo più moderato da nord. Le temperature non avranno variazioni degne di nota. Con questo per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso della settimana vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
Eccoci pronti per un altro argomento. Vi preannuncio che mi piace molto perché parliamo di un'operazione di grande civiltà, è un'operazione che coinvolge soprattutto le famiglie, i genitori in un percorso di crescita umana e di educazione alla civiltà davvero importantissima. Per questo saluto la dottoressa Alfia Milazzo, che è la presidente di Fondazione La Città Invisibile. Ben trovata. Grazie. Allora, partiamo dalla sua fondazione. Cos'è questa città invisibile a cui avete dedicato il nome della fondazione? È una fondazione che si occupa proprio soprattutto dell'educazione dei bambini che sono invisibili nelle nostre città e nei nostri quartieri, nelle nostre province. Ci sono tanti bambini che non hanno visibilità, nel senso che non hanno riconoscimento dei propri diritti. Non si parla solamente di educazione, quindi, che rimuove quella povertà educativa di cui sono vittime molti minori, ma in realtà si parla anche di qualcosa di molto più ampio, cioè di una formazione che riguarda la persona nella sua integralità. Noi utilizziamo diversi metodi, uno dei più, il nostro fiore all'occhiello è la costruzione di un'orchestra, l'orchestra Falcone e Borsellino, che è arrivata nei quartieri di Catania, ha formato centinaia e migliaia di bambini, stiamo parlando di 2000 presenze negli anni. Sono già 17 anni che noi lavoriamo con questi bambini, quindi sappiamo quello che stiamo dicendo. Senta, mi piace moltissimo la cosa dell'orchestra, no? Perché leggevo nelle note l'orchestra, l'armonia dell'orchestra è un po' come riportare l'immagine ideale della famiglia, perché in un'orchestra ci sono tutta una serie di dinamiche, no? E di figure in cui vige il rispetto, il rapporto con l'altro, anche secondo me lo stimolo reciproco a fare bene. Ci sono tutta una serie di fattori che simulano un po' la vita familiare. Assolutamente, diciamo che l'orchestra, anzi l'ensemble, perché stiamo parlando di un piccolo gruppo di orchestrali. La famiglia che cos'è? È proprio il luogo in cui si impara l'arte del dono, ci si dona l'uno con l'altro. Qualcuno diceva addirittura, il Papa Francesco parlava di un ospedale da campo in cui ci si cura vicendevolmente. Secondo me è qualcos'altro, è anche un luogo dove si impara l'ascolto, si impara il rispetto dell'altro, di se stessi. È da qui che dobbiamo partire, dall'ascolto. Perché oggi appunto è uno dei fattori determinanti per cui molti ragazzi ci denunciano proprio un senso di solitudine profonda. Nessuno li ascolta più, i nostri bambini e i nostri ragazzi. Quindi cominciamo con ascoltare noi stessi e poi ascoltiamo bene anche gli altri. Senta, ci sono dei capisaldi dell'educazione, no? Chiamiamola così, che sono immutati, perché i nostri nonni, i nonni dei nonni, dicevano sempre l'esempio, cioè l'educazione con l'esempio. Non è cambiato nulla, in realtà l'esempio resta la chiave, no? Di volta più efficace. Non assicura l'assoluta costruzione di una personalità di un certo tipo, però noi abbiamo l'obbligo di essere d'esempio, no? L'esempio e i buoni esempi, anche, come può dire, le esperienze vicarie. Perché abbiamo intitolato l'orchestra, ad esempio, a Falcone e Borsellino? Per formulare un'esperienza di riferimento, di persone che fanno il loro dovere fino in fondo, non temendo nemmeno di mettere in gioco la propria vita. Il genitore cosa può fare? Attraverso l'ascolto e attraverso lo stimolo che proviene proprio dal rapporto umano, d'amore, può cercare di essere, non dico un genitore perfetto non esiste però il genitore che ci prova, che cerca di fare il massimo, dare il massimo di sé, per dare anche un esempio positivo, perché oggi sono facili gli esempi negativi. Quello che stiamo vivendo è proprio un'emergenza educativa. Noi viviamo in un mondo dove i genitori sono veramente scollati rispetto al loro ruolo, lo delegano spesso a
a influencer esterni, ecco. E sbagliano perché creano sfiducia in se stessi, anche sfiducia e insicurezza nei propri figli. Senta, la scuola dei genitori, no? Ecco, Quella a cui so dovremmo andare praticamente tutti, ci si accosta a questa iniziativa con umiltà, con supponenza, come? Che atteggiamento c'è? Assolutamente nessuno vuole dare lezioni di genitorialità a nessun altro, quindi questo è un laboratorio esperienziale di... Io parlo dei genitori. Dei Cioè genitori. io dico come si avvicinano i genitori a un percorso di questo genere? Provano e poi magari pensano di saper tutto? No. Ok, quindi c'è un atteggiamento certo, invece di umile, apertura. di apertura e di accompagnamento. Noi non siamo maestri, in questo senso siamo accompagnatori. Mi piace molto la figura dell'accompagnamento perché appunto è la figura di chi sa che può sbagliare anche nella sua vita privata, però è la formula è di stare insieme, di voler fare tutto insieme, perché da soli si è più in balia dell'errore. Creare queste comunità di mutuo aiuto è fondamentale. I laboratori che noi faremo, che stiamo facendo già con i genitori, sono laboratori esperienziali, di pratica. Non c'è quella teoria, quella filosofia, chiamiamola così, della genitorialità. Sì. Noi proponiamo corsi pratici dove attraverso ad esempio il teatro, la musica, riusciamo a garantire una forma di ascolto, di allenamento all'ascolto. In sostanza noi non regaliamo sogni, noi stiamo regalando che cosa? Stiamo regalando una cassetta degli attrezzi dell'emotività. Cioè il genitore si porta a casa che cosa? Una serie di strumenti che gli possono essere utili. Faccio un esempio se vuole. Sì, assolutamente, andiamo per esempio. Per esempio, un genitore stanco arriva a casa e c'è caos. Cosa fa? Se ha lavorato sui suoi ritmi, la consapevolezza della sua stanchezza, dei suoi ruoli nel lavoro, nella società e nella famiglia, riesce a gestire l'emotività che scatena quel caos in famiglia. Come lo fa? Semplicemente creando degli spazi, ad esempio Maria Montessori, che è una grande pedagogista, di cui noi dobbiamo essere non fieri ma strafieri, perché all'estero le scuole Maria Montessori sono strapagate. Io sono stata a Dubai e ho visto come effettivamente le scuole Montessori erano considerate d'élite in un luogo di grande ricchezza. E diciamo, Montessori faceva la scuola dei genitori, è da lei che abbiamo preso questo argomento. Perché? Come la faceva? Semplicemente invitava i genitori ad assistere alle lezioni che facevano i figli in silenzio, perché noi oggi siamo abituati ad andare a vedere i nostri figli che svolgono un'attività, a giudicare, a proiettare in loro questa nostra visione della vita, dell'azione, dell'attività. È questo, insegnare loro ad esempio a guardare in silenzio è una cosa importante, senza giudicare. Allora, c'è una fase della vita dei propri figli in cui credo molti genitori chiedano aiuto, che è la fase dell'adolescenza. Lì forse si depongono le armi e si dice aspetta, che dobbiamo fare? Perché no, la situazione può anche precipitare. Spesso è ovviamente una fase della vita e tanti contrasti sono anche insiti a un percorso naturale. C'è anche da parte vostra questa richiesta da parte delle famiglie? Assolutamente, in questi anni devo dire con molta umiltà però abbiamo aiutato tanti genitori ad avere un rapporto, a ricostruire un rapporto con i figli, partendo dai figli. I bisogni dei figli, ascoltando le loro necessità, le loro esigenze, le loro richieste, che poi si vanno tutte a colmare in un discorso, in una richiesta di aiuto, di ascolto. Cioè non vogliono nient'altro, vogliono che il papà e la mamma si fermino ad ascoltare quello che loro hanno dentro. E probabilmente che ascoltino quando loro decidono di parlare e non quando magari un genitore forza al dialogo. Mi dia soltanto come dire, dei punti di riferimento, dottoressa, perché siamo al termine del nostro intervento. Dove operate? Come
ci si può rivolgere a voi? Mi dia proprio Sì. Allora, via Orfanelli 36 Catania, segreteria lunedì e giovedì al pomeriggio. Noi siamo presenti per accogliere le vostre eventuali volontà di iscrivervi, ma anche di partecipare a questi corsi. E ringraziamo Enrico Guarneri perché è stato il nostro testimonial della campagna per agevolare appunto questa nuova relazione con i genitori. Grazie davvero, Grazie a voi. e buon lavoro, ce n'è tanto, con quel tema lì non si finisce mai naturalmente di operare in un settore così importante della nostra società. Ci fermiamo e poi ce ne andiamo a Messina, dove parleremo delle giornate FAI di primavera. A tra poco. Buongiorno Sicilia, e non vedo più come dire, nel nostro monitor il collega Francesco Triolo. Ci andiamo tra un attimo, invece fatemi salutare il nostro carissimo amico Marco Amato. Marco, allora fra poco ci collegheremo con Messina. Come stai innanzitutto? Bene Roberta, buongiorno a te, buongiorno Sicilia. Buongiorno. Siamo nella settimana che ci regalerà l'inizio della primavera e un po' di fermento. Giornate FAI a Messina, ma anche a Palermo c'è un fermento artistico incredibile. Infatti, allora, grazie Marco, tra un attimo, come hai compreso benissimo, ritorniamo da te. Ripristinato il collegamento con Francesco Triolo, andiamo subito a Messina per parlare delle giornate FAI di primavera. Saluto il collega e naturalmente a te con il tuo ospite Francesco, buongiorno. Buongiorno Roberto, buongiorno da Messina, eccoci qua con Nico Pandolfino che è il referente del FAI a Messina e con il quale oggi parliamo delle giornate FAI di primavera non solo nel capoluogo di della provincia messinese, ma in generale in provincia, perché gli appuntamenti sono diversi e sono un po' sparpagliati sia nel capoluogo ma anche nella zona ionica e nella zona tirrenica. Ti do qualche spunto, poi magari ci facciamo spiegare nel dettaglio da Pandolfino. A Messina sarà possibile visitare i bei chiostri di San Placido Calonero, che si trova nella zona sud, in un luogo particolare dove viene prodotto anche il prestigioso vino Faro. Poi nella zona tirrenica si va a Fatti, in una dimora privata chiusa ma molto bella, che è stata concessa, ora ce lo dirà anche Pandolfino. E infine nella zona ionica c'è il borgo di Casalvecchio con le sue viuzze e le sue tante chiese ad attendere i visitatori del FAI. Insomma, Pandolfino, possiamo dire che le giornate FAI di primavera stanno abbracciando tutta la provincia di Messina. Sì, ma deve essere assolutamente così. Buongiorno a tutti i telespettatori intanto. Deve essere così perché è proprio quello che il FAI si intende fare, appunto, quello di far scoprire dei luoghi che spesso sono inaccessibili o magari che sono poco conosciuti. Ci dica i chiostri di San Placido Calonero, per esempio. Sì, allora il monastero di San Placido Calonero, che nasce appunto sul castello donato dai Vinciguerra, i padri benedettini, torna finalmente fruibile dopo un intervento di restauro prestigioso da parte della città metropolitana, e finalmente avremo la possibilità appunto di ammirare questi due chiostri che sono stati appunto restaurati in maniera eccelsa, un percorso che porterà poi non solo a vedere i chiostri, ma poi si entrerà all'interno di quello che è la cantina, per esempio dell'Istituto Cuppari, che risiede anche all'interno del complesso monumentale, lì dove si produce il Faro Doc, con delle visite dedicate che parleranno appunto dei filari, delle linee di imbottigliamento, ma anche dei momenti diversi. Nel primo chiostro, quello che stiamo vedendo adesso alle 18:30 di sabato, un concerto, un ottetto dell'Orchestra Filarmonica di Giostra diretta dal maestro Gabriele Silipigni, che darà appunto un tocco e un'atmosfera particolare, ma ancora le spiegazioni che riguardano per esempio il muro di ascolto, che è nascosto tra i filari
che durante appunto le guerre ha rappresentato uno strumento per ascoltare prima appunto l'arrivo dei bombardieri. Non sveliamo tutto su questo luogo perché magari poi la gente si incuriosisce per poter visitarlo. Andiamo a patti per una chicca, non è un luogo di facile. No, non è una dimora appunto aperta al pubblico, e di questo devo ringraziare la dottoressa Di Bella che dopo tante conversazioni siamo riusciti a trovare l'accordo. Mettere a disposizione dei fruitori, dei visitatori le proprie abitazioni non è mai facile, dentro hai tutti i tuoi effetti personali e quindi è complicato. Avrai una casa invasa dai visitatori, però lei lo ha fatto veramente con tanta passione. Normalmente vive a Roma, si è addirittura trasferita qui anzitempo e sta seguendo personalmente tutti gli aspetti che appunto riguardano la cura di un giardino esterno che è meraviglioso, con alcuni dei reperti appunto di Tindari, con una fontana, con un angolo foscoliano, e all'interno ci sono veramente delle bellezze di questa struttura da scoprire. La struttura tra l'altro è stata un crocevia importante per l'aristocrazia siciliana e per la politica italiana in un dato momento storico, nel periodo appunto della Belle Époque. E poi abbiamo Casal Vecchio Siculo, la conosciamo per la chiesa normanna di San Pietro e Paolo, ma poi c'è tanto altro. Sì, e la chiesa normanna di San Pietro e Paolo è proprio all'esterno del posto, ed è quella che invece non si visiterà. La visita partirà dal municipio, quindi dal monumento ai caduti in acciaio di Ninocchino, e poi si articolerà attraverso il borgo con tante cose particolari, tante chiese, come anzitempo hai detto bene tu, ma ci sarà appunto la possibilità di vedere la statua di Sant'Onofrio, e sarà una occasione straordinaria perché normalmente questa non viene celata, la sede della banda musicale con gli strumenti, un antico frantoio, un percorso particolare, un comune forse meno conosciuto di quanto non sia la vicina Savoca della Valle d'Agro, però veramente una chicca da scoprire. Allora Roberta, appuntamento anche per te in provincia di Messina in questi 3 giorni. Sì, naturalmente. Tra l'altro vedo con particolare gaudio il fatto che, parlando di giornate fai di primavera, voi abbiate un cielo terso in questo momento alle vostre spalle, perché in questo momento avete inscenato tutto per il collegamento. Stiamo pregando per questo. In questo momento. Allora, io volevo chiedere appunto al tuo ospite, a Nico Pandolfino, se effettivamente ha notato un trend in crescita, un trend positivo di interesse nel corso degli anni. Abbiamo la sensazione che questa idea delle giornate FAI sia stata un'idea davvero importantissima per la riscoperta del territorio. Cioè, vi siete accorti di una crescita del consenso e delle visite negli anni? Allora, noi come delegazione nasciamo nell'ottobre del 2001 e facciamo una preapertura appunto a marzo del 2001, quindi praticamente quest'anno compiremo 25 anni. La cosa che ci sentiamo dire di più è quella che forse tanti messinesi hanno scoperto dei luoghi che effettivamente non conoscevano. Infatti. Noi abbiamo aperto dei luoghi storici, dalla Lanterna del Montorso, di Forte San Salvatore, la cripta del Duomo. Il nostro obiettivo comunque non è quello di far conoscere soltanto i luoghi, ma è quello di accendere i riflettori su dei luoghi per poi farli diventare appunto fruibili sempre, che è l'obiettivo di tutti. Non vogliamo mettere delle etichette. Le giornate FAI sicuramente sarà stato uno strumento importante. Quest'anno appunto si celebra la 34esima edizione a livello nazionale, ma soprattutto secondo me la formula vincente è stata quella di inserire l'accompagnamento alle visite da parte degli apprendisti ciceroni. Noi a Messina ne stiamo mettendo in campo 600, è la cosa più entusiasmante del progetto, perché per raccontare qualcosa la devi studiare, no? La devi conoscere, e poi una volta che una cosa la conosci la amerai per sempre. Si formano le generazioni, si formano generazioni di cittadini. È il senso d'appartenenza, così, no?
Sì, assolutamente. Quindi vedere l'entusiasmo anche dei genitori che accompagnano, non so, magari il racconto delle tradizioni popolari da parte dei nonni che lo trasferiscono ai ragazzini, appunto diventa anche una connessione importante in questo mondo in cui magari forse troppo è affidato alla tecnologia. Beh, ma questa è una scelta di grande saggezza, di grande intelligenza, no? Perché responsabilizzare gli studenti al racconto, magari ai turisti o perché no, magari gli stessi concittadini, è una certamente chiave di volta per dare un senso di continuità a quello che è il nostro grandissimo patrimonio, per cui complimenti a tutta l'attività che fate, alla scoperta di situazioni e luoghi magari sempre nuovi e mai dare per scontato che un posto si possa guardare così distrattamente. Bisogna approfondire e come dire, entrare, no, a pieno titolo in quella che poi è la sua storia. Per cui grazie al FAI, grazie alla vostra attività, ne parleremo ovviamente un po' per tutta la Sicilia. Francesco, tu non puoi più fare, come dire, l'apprendista in questo senso, non puoi essere cicerone perché insomma anche tu, no? È andato oltre le scuole, ma certamente chissà magari i tuoi figli o i ragazzi che conoscete saranno impegnati. Volendo, ci do una mano nell'organizzazione delle aperture. Va bene, allora, grazie a Francesco Triolo, grazie a Nico Pandolfino, Grazie a voi per lo spazio e vi aspettiamo, seguite sul sito tutti gli orari per le aperture e vi aspettiamo. Benissimo, grazie ancora. Noi a questo punto, ciao Francesco, allora a questo punto ritorniamo dal nostro grande amico Marco Amato, prima uno stacchetto che ci parla delle stelle. Bentornato Marco, eccoti qua. Ben ritrovata. Allora, hai seguito con attenzione, come sempre, mi piace molto perché quando già ti vedo collegato vedo che tu sei proprio attento a tutte le parole, mi piace molto, insomma vuol dire che gli argomenti sono caldi e interessanti. Allora, di chi ci parli oggi? Sì. Allora, dunque, essendo Acquario ed essendo il velocista dello Zodiaco, ho deciso oggi di parlarvi di un altro velocista. Parlo infatti di Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli è un italiano di 19 anni che a Singapore è stato il più bravo a distinguersi nella pole position, diventando per la Mercedes, peraltro, il più giovane poleman della storia. Bene, la sua zodiacalità appartiene al segno della Vergine. I Vergine, come gli Acquario, sono molto tecnici, amano molto le macchine, la scienza, la tecnologia, ma soprattutto la Vergine esprime in questi il senso della precisione. Ed essendo proprio questo la fondamentale caratteristica che un pilota di Formula 1 deve avere, nel senso il calcolo del tempo, la proporzione degli spazi, e l'assoluta capacità di essere precisi e di modulare il motore. Ebbene, tutte queste nello zodiaco sono caratteristiche virginiane. La Vergine è ordine e precisione, è calcolo immediato del rischio, valutazione del pericolo, calcolo del pro e del contro. La capacità d'analisi di questo segno zodiacale è la massima nello zodiaco. Sicuramente una persona non è fatta solo del suo segno zodiacale, porta anche ascendente e dove ha i pianeti. Qualcosa di Leone sicuramente ci sarà nel suo cielo, conferma uno, e gli auguro un grandissimo in bocca al lupo per tutta la sua carriera a questo nuovo e grande orgoglio italiano. Andiamo noi e vediamo cosa ci riserva questa settimana in cui il Sole è alla fine del suo passaggio in Pesci e sta per arrivare in Ariete, dove confermerà la primavera con l'equinozio. Ancora è presto, manca poco. La Luna è in Pesci assieme al Sole, quindi luna nuova. E cosa accade nello zodiaco? Per Ariete è un momento di fibrillazione, proprio perché sta ripartendo la vostra natura, quella degli inizi, quelli di una forza e di una speranza molto propositiva. Venere con voi, c'è ancora tanto amore da vivere. Toro, per voi oggi la Luna è decisamente molto amica, vi fa lavorare bene in equipe, in squadra, ma rende anche assertivi e forti, perché Mercurio e Marte, sempre in Pesci, danno parola e determinazione e anche un grande coefficiente passionale. Gemelli, per voi oggi è una giornata da Luna in quadratura, aumenta un po' il coefficiente
diffusione, per cui dovete stare un po' più attenti a come vi porgete. Le idee sono giuste, credete nel progetto e nervi saldi. Cancro, romantici più che mai, ma Giove nel vostro segno zodiacale aumenta a dismisura le pretese di una Venere per adesso un po' capricciosa. Ci pensa la Luna oggi a sistemare un po' le cose, anche se ciò che avete innestato non si può fermare. Leone, per voi oggi è una giornata splendida, proprio perché i pianeti in Ariete, Venere, Saturno e Nettuno, stanno facendo un ottimo lavoro per migliorare la vostra vita. Venere in particolare oggi vi vuole più sani e più belli e anche più innamorati. Vergine, segno un po' protagonista della giornata, con questa Luna in Pesci d'opposizione che sembra voler puntare all'obiettivo. Una Vergine che sta tirando fuori forza, grinta e protagonismo e che sta superando un momento complesso da vincitrice e anche da persone innamorate. Bilancia, con una Venere così distante, voi Bilancia vi sentite un po' persi in questo momento e anche le confusioni dei Pesci vi fanno brancolare nel buio. Ci sono delle cose che non capite, chiedete spiegazioni con il partner, dovete tentare di capire un po' meglio quali sono le diversità che fanno una coppia e non quelle che allontanano. Scorpione, per voi oggi è una giornata da Luna in Trigono, bella, forte, piacevole, una giornata volta a chiarirvi anche alcuni piccoli misteri o cose che non capivate. Oggi arriva una bella notizia a livello lavorativo. Sagittario, per voi oggi la giornata è molto dinamica, ma una Luna in quadratura propone un po' un rallentamento. Non comprenderete proprio tutti i comportamenti delle persone oggi, ma poco importa se Venere in Trigono vi aiuta nella coppia. Capricorno, per voi oggi il cielo è molto sereno, i pianeti in Pesci attaccano. È un po' capricciosa in Ariete per voi, per cui è un po' difficile da gestire e tutti i cambiamenti che avete davanti vi confondono un po', ma niente paura, avete il polso della situazione e una persona accanto su cui fidare. Acquario, Luna in Pesci fantasiosissima per voi, che vi rende oggi la giornata nuova, diversa, c'è qualche sorpresa, c'è una variazione nelle vostre abitudini, un successo in serata vi allieterà. Pesci, per voi la Luna oggi è straordinariamente capace di creare atmosfera, di creare magia, peraltro con quel Giove che auspica ad un risvolto, una primavera tanto aspettata, a qualcosa che sta per succedere a livello progettuale e lavorativo che vi riempie il cuore. E detto questo, auguro a tutto lo zodiaco una splendida giornata. Roberta Cara, è sempre un piacere, a presto con te e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, andiamo subito da Emanuela per un altro sguardo alla nostra rassegna stampa di oggi. Sì, il 21 marzo su Rai 1 torna un programma cult, non è proprio una novità, stiamo parlando di Canzonissima che è stato un po' rispolverato, però in una versione moderna, adatta al 2026, infatti Milly Carlucci dice sarà un nuovo show adatto al 2026, lo vediamo sulle pagine del Corriere di oggi, racconto emotivo dei cantanti, nessuna eliminazione. C'è un cast di tutto rispetto, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Riccardo Cocciante e poi Malika Yan, Leo Gasman, Irene Grandi, Fausto Leali, Arisa, qualcuno l'abbiamo visto anche a Sanremo e tornerà anche a Canzonissima, Elio e le storie tese, Vittorio Grigolo, i Jalis, Paolo Iannacci e Enrico Ruggeri e Fabrizio Moro appunto è stato chiesto alla Carlucci, ma Cocciante ha specificato che non è un concorrente. Lei ha detto infatti non ci sono concorrenti, ci sono artisti che ci portano canzoni, non tutti ci saranno per tutte le puntate, non è detto, e non è detto che non possano esserci altri innesti. Inoltre in ogni puntata ci saranno anche degli ospiti, quindi insomma tutto da scoprire. Ci prepariamo anche a questo. Grazie Emanuela Corsi, grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno Sicilia torna domani alle 8.